mercoledì 28 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Fra poco andremo da Lorena per leggere insieme prima i quotidiani regionali, poi quelli nazionali, ma intanto c'è la cronaca, c'è un'ultima ora. A Catania due giovani di 26 anni sono stati arrestati per una rapina compiuta nel centro storico, una delle vittime ferita alla gamba con un'arma da taglio. Avevano fatto un giro nel centro storico di Catania, ma la tranquilla serata si è conclusa con un'aggressione in piena regola. Ad effettuarla due giovani, entrambi di 26 anni, che sono stati fermati dalla polizia per rapina aggravata dall'uso delle armi e lesioni personali e tentata rapina. Teatro dell'azione i luoghi della movida. Secondo l'accusa, i due avrebbero minacciato con una spranga le vittime, ferendone una con un'arma da taglio alla gamba, procurandogli una ferita giudicata guaribile in 10 giorni e rubandogli un cellulare, il portafoglio con una banconota da 20 euro ed effetti personali. Agenti dei Falchi della squadra mobile di Catania, grazie alla visione di immagini riprese da sistemi di videosorveglianza della zona, poche ore dopo hanno intercettato uno dei due banditi nella zona in cui era stata commessa la rapina. Aveva ancora i stessi indumenti, particolare che ha agevolato il lavoro delle forze dell'ordine. Il suo presunto complice è stato invece rintracciato nella sua abitazione, dove tra l'altro era sottoposto agli arresti domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. Dopo le formalità di rito, i due giovani sono stati trasferiti nel carcere di Piazza Lanza. E adesso le altre notizie: scontro generazionale tra boss e anche la mappa di chi comanda. L'ultima relazione della DIA fotografa gli assetti criminali in Italia, in particolare in Sicilia e nelle città siciliane. È stata presentata a Roma, ma fotografa tutta l'Italia con un focus anche sulla Sicilia, città per città. L'ultima relazione al Parlamento sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia nel 2024, che conferma un dato consolidato. Tra le organizzazioni criminali nel paese la più potente è l''Ndrangheta, pure all'estero, con un particolare vocazione affaristico-imprenditoriale, ma come sottolineato dal direttore della DIA, Michele Carbone, anche con un crescente interesse nel controllo delle grandi opere pubbliche. È il caso degli appalti per il ponte sullo Stretto, sui quali vigileremo, ha garantito. Poi l'allarme carceri. Le indagini hanno evidenziato la presenza di cellulari dietro le sbarre, un numero piuttosto elevato di dispositivi, sottolinea il direttore Carbone. E in questo panorama del malaffare, cosa fa Cosa Nostra? Secondo la DIA è ancora un'organizzazione in cerca di una guida che, al netto di diversi tentativi, non è ancora riuscita a ristrutturarsi come ai tempi dei corleonesi. Insomma, manca una leadership solida e riconosciuta, troppi avvicendamenti tra le nuove e le vecchie generazioni, con i legami tra le famiglie a geometria variabile, tra lotte di potere e alleanze e tregue tra i diversi clan. Tra le attività mafiose più diffuse restano in primo piano il traffico di stupefacenti e di armi, in collaborazione con 'Ndrangheta, Camorra e soggetti stranieri, le estorsioni, strumento tradizionale di controllo territoriale, il gioco e le scommesse online. Ma l'interesse mafioso si radica anche nel settore economico, grazie all'acquisizione diretta o indiretta di attività tramite imprenditori compiacenti e prestanome della mafia, al fine di organizzare truffe mirate all'indebita percezione di finanziamenti pubblici. Lo scorso anno alla criminalità organizzata siciliana la DIA ha confiscato beni per oltre 104 milioni di euro, non distante il numero in soldoni dei sequestri effettuati. E questa relazione stamattina campeggia sulle prime pagine e anche in quelle interne dei quotidiani regionali e anche nazionali. Hai ragione, effettivamente la troviamo sia sulla prima pagina del quotidiano La Sicilia, che punta il fuoco sulle grandi opere, tre grandi appalti, il ponte, ecco qui l'allarme dalla DIA, le mani della mafia già pronta ad avventarsi sui fondi destinati alla realizzazione delle opere. E poi anche sulla Gazzetta del Sud, la DIA, i clan vogliono le grandi opere, crescono gli appetiti di 'Ndrangheta e mafia per il controllo degli appalti, vigiliamo sul ponte. Ma andiamo a vedere all'interno sulla Sicilia. La relazione della DIA punterà i riflettori anche sugli appalti legati appunto al ponte.
Ecco qua, andiamo a leggere all'interno. Siamo pronti a svolgere l'attività di prevenzione che sarà decisa dagli organi istituzionali sull'infrastruttura. Abbiamo già un background molto importante di esperienza, di capacità e di risorse, ha assicurato il direttore della DIA Michele Carbone, evidenziando come lo scorso anno si siano raddoppiati gli accessi ai cantieri vista l'enorme massa di risorse pubbliche destinate al PNRR, al Giubileo e ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, oltre appunto che all'avvio dei lavori per il ponte. Restando sul ponte, il vice premier Salvini ha incontrato il vicepresidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia, al centro proprio la contestata opera che collegherà Reggio Calabria e Messina. Emersa, sostiene il Ministero dei Trasporti, piena collaborazione con la volontà di coinvolgere l'Autorità Anticorruzione in ogni passaggio per garantire massima trasparenza delle procedure dei cantieri anche attraverso la loro piena digitalizzazione. I clan continuano a infiltrare comunque i contesti economici anche al di là delle regioni di origine, a testimoniarlo il 72% delle interdittive emesse lo scorso anno fuori dalla Calabria contro l''ndrangheta. Adesso torniamo a parlare dell'inchiesta della DDA di Napoli sul sistema che avrebbe condizionato l'assegnazione degli appalti tra Campania e Sicilia. I riflettori sono adesso puntati da parte della magistratura catanese, alla quale sono stati trasmessi gli atti, sul ruolo del deputato regionale Castiglione. Tra le carte dell'inchiesta che indaga sui rapporti tra la Camorra e Cosa Nostra negli appalti dei rifiuti in Sicilia c'è una parte che riguarda un lotto da 76 milioni di euro della gara da 350 milioni di euro per la raccolta della spazzatura a Catania. Ad aggiudicarsi i lavori l'impresa Supereco degli imprenditori Ciummo, padre e figlio, che sono indagati per concorso esterno alla mafia. La ditta, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe usufruito dell'intercessione della criminalità organizzata per entrare nel territorio etneo. Una parte degli atti dell'inchiesta della DDA di Napoli è stata trasferita alla Procura di Catania perché l'imprenditore Nicola Ferraro, ritenuto esponente dei casalesi, avrebbe confidato a un ex camorrista il coinvolgimento del deputato regionale Giuseppe Castiglione, già coinvolto nel blitz Mercurio per voto di scambio politico-mafioso nell'aggiudicazione della gara di Catania quando era presidente del Consiglio Comunale. Castiglione, in cambio, avrebbe ottenuto alcune assunzioni nella ditta Dussman che si occupa di pulizia o nella stessa Supereco. Il politico, che non è indagato, ribadisce attraverso il suo legale la propria totale estraneità alla vicenda. Ma dalle carte il nome di Castiglione torna spesso nelle trascrizioni della polizia giudiziaria. Il primo contatto telefonico tra Castiglione e Ciummo risalirebbe al 13 agosto 2021. I due si incontreranno solo a fine mese, anche con il padre di Castiglione, Santo, in un noto bar catanese. Poi altri incontri a ottobre e a dicembre, in epoca anteriore alla definitiva assegnazione dell'incanto. Per gli inquirenti non vi è ragione alcuna perché i Ciummo, prima dell'aggiudicazione e subito dopo la stipula del contratto col Comune di Catania, debbano avere interlocuzioni sull'andamento della gara stessa con i Castiglione, se non quella di rapportarsi con il referente politico a cui si sono affidati per garantirsi l'assegnazione dell'appalto. È un'inchiesta questa che riserva continuamente delle evoluzioni, Lorena. Eh sì, perché vediamo sulla Sicilia, scrive Laura Di Stefano, che su Castiglione c'è in realtà un'indagine che sarebbe effettivamente indagato. Nel faldone della DDA sul patto Camorra-Mafia per una gara a rifiuti sono finite annotazioni della squadra mobile catanese che riguardano l'ex deputato all'ARS. L'autonomista catanese è a domiciliare per voto di scambio politico-mafioso, ma dalle carte della DDA di Napoli emerge chiaramente che c'è un altro fascicolo alla Procura di Catania per titoli di reato di associazione mafiosa e voto di scambio politico-mafioso che vede tra gli indagati proprio Giuseppe Castiglione. Quello che è certo è che l'ex presidente del Consiglio Comunale di Catania è stato monitorato, oltre che dal ROS che ha condotto l'operazione Mercurio, anche dalla squadra mobile di Catania. La Procura ha inviato infatti ai colleghi delle annotazioni che hanno rappresentato significativi riscontri al racconto dell'ex camorrista Mimmo Romano sulla vicenda dell'appalto catanese che riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel lotto sud vinto da Supereco nel 2022. È stato infatti lo stesso pentito a citare l'ex deputato all'Ars come una delle pedine dello scacchiere
scacchiere utile all'aggiudicazione della gara, o meglio come l'esponente politico di cui Nicola Ferraro, regista degli appalti per conto dei casalesi, avrebbe parlato come punto di riferimento per consentire ai Ciummo, Vittorio e Carlo, indagati per concorso esterno, di ottenere il lavoro a Catania. Nelle mani delle procure di Napoli e Catania ci sono dialoghi tra Castiglione e Cium in un periodo anteriore a quello dell'aggiudicazione, e poi ci sono degli incontri osservati, annotano ancora i PM napoletani, osservati direttamente dalla squadra mobile di Catania. Quindi diciamo ben più di un indizio, annotazioni, intercettazioni ben chiare che sembrano inchiodare anche in questa inchiesta l'ex deputato all'Ars Castiglione. Vedremo gli sviluppi nella giornata anche di oggi. Intanto ci occupiamo ancora di quella che ormai è diventata una notizia che è quotidiana, quelle delle aggressioni che avvengono negli ospedali. Stavolta al Cervello di Palermo 4 persone hanno tentato di strangolare un infermiere. Poi si sono accaniti non solo contro il sanitario ma anche contro un vigilante che era intervenuto in suo soccorso. Vere scene di guerriglia proprio all'interno del pronto soccorso, e vediamo e sentiamo questo servizio. Calci, pugni e tentato strangolamento, gli ospedali che diventano ring. 4 persone, un padre e 3 figli, familiari di una paziente ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, hanno aggredito ieri un infermiere e un vigilante colpendoli con violenza. E come vediamo anche da questa foto, l'infermiere riporta i segni dell'aggressione. Nella rissa hanno provocato danni all'area di emergenza e minacciato le vittime dell'aggressione che la vicenda non sarebbe finita lì. Non è più accettabile tali comportamenti, questi comportamenti vili e meschini dove addirittura si tenta di strangolare un operatore, un infermiere, quando era stato dato un servizio già eccellente, è inaccettabile. Chiediamo l'intervento soprattutto delle forze dell'ordine, che attraverso la prefettura venga istituito un tavolo tecnico per definire una volta e per sempre tutti i posti di polizia a Palermo. Palermo provincia ormai è puntualmente sotto l'aggressione della delinquenza comune. Secondo una prima ricostruzione, la paziente era stata ricoverata al pronto soccorso, apparentemente in gravi condizioni. Dopo pressioni e insistenze per avere aggiornamenti, il marito e i figli, non ricevendo risposta al cellulare dalla donna che dormiva, si sarebbero convinti che la donna fosse deceduta e avrebbero iniziato a dare incandescenze contro i sanitari. Una nuova aggressione che non fa altro che alimentare la scia di violenza perpetrata negli ospedali siciliani. Un bollettino quotidiano questo. Sì, questo delle aggressioni in corsia si ripetono continuamente. Questa, scrive Repubblica, dall'inizio dell'anno è la 9ª aggressione a personale sanitario. Parliamo solo del pronto soccorso palermitani. Come abbiamo detto, in 4 si sono scagliati contro un infermiere tentando di strangolarlo, l'hanno buttato a terra e colpito con calci e pugni. Il motivo? Sempre il solito. Secondo gli aggressori non si stava prendendo cura a sufficienza della loro familiare ricoverata. I familiari erano convinti, come diceva il nostro Marco Cullà, che la donna, ricoverata da qualche ora in codice rosso, quindi grave, fosse deceduta perché non rispondeva al telefono. A nulla è servito che l'infermiere dicesse loro più volte che si era assopita e che era costantemente monitorata dal personale. I 4 hanno aggredito l'infermiere, poi il vigilante, riuscendo infine ad arrivare al capezzale della donna che stava semplicemente riposando. La direzione aziendale condanna fortemente l'ennesimo episodio di violenza contro chi ha fatto soltanto il suo dovere e a cui va tutta la solidarietà. E anche l'Ordine degli Infermieri di Palermo ha espresso ferma condanna per quanto accaduto. Adesso siamo a Catania, voltiamo decisamente pagina, al Palazzo della Cultura, 3 giorni per innovare la città, una sfida tecnologica che è stata lanciata dall'amministrazione. In mattinata fra poco avremo in studio il sindaco Trantino e anche l'assessore che si occupa proprio dell'innovazione tecnologica, l'assessore Lombardo, ricercatori e intelligenza artificiale, tutto praticamente a confronto per migliorare la qualità della vita urbana in chiave green. Sentiamo e vediamo il servizio.
Stiamo cercando di trovare una soluzione per smistare la gestione dei rifiuti in maniera più precisa. Studenti, sviluppatori, designer, urbanisti e ricercatori universitari uniti in team per reimmaginare e costruire una città più sostenibile grazie all'intelligenza artificiale. L'obiettivo dell'hackathon in generale è quello di aiutare Catania con la situazione dei rifiuti tramite l'IA, ma siamo stati divisi a gruppi per cercare, ognuno con le sue competenze, un'idea. La migliore verrà premiata ovviamente. Eccoli i protagonisti di Green Mind AI Hackathon, la prima maratona tecnologica in Italia promossa direttamente da un'amministrazione comunale, quella catanese. Tramite questa applicazione che gli faremo fare una foto magari a della spazzatura che c'è per strada oppure dei cassonetti pieni che già non sono stati svuotati, e tramite questo gli daremo magari dei punti che potranno usare in dei buoni spesa oppure uno sconto sull'Atario. Fino al 29 maggio il Palazzo della Cultura si trasforma in un polo dell'innovazione. 3 giorni di sfida, confronto e creatività per trovare soluzioni smart al problema della mobilità, della gestione dei rifiuti, passando per il monitoraggio del verde pubblico e la riduzione degli sprechi. Stanno analizzando i dati ricevuti dal Comune di Catania per la gestione dei rifiuti e stiamo concordando insieme per definire meglio l'idea, per essere più mirata poi a diventare progetto e poi eventualmente, se dovessero vincere, anche essere realizzato per il Comune di Catania. Il progetto è nato dalla sinergia tra il Comune di Catania e l'università e rappresenta una rivoluzione culturale. Una rivoluzione culturale che è green sicuramente, ma che si affida all'intelligenza artificiale, Lorena. All'intelligenza artificiale e anche all'intelligenza dei tanti giovani che hanno partecipato a questa competizione. E che parteciperanno fino a domani. Sì, oggi pomeriggio finisce la competizione e vedremo qual è l'idea che vincerà questo premio importante, un premio che arriva a 24.000 euro grazie agli sponsor. Come ci diceva la collega Eva Spampinato, sono idee, vincerà un'idea spendibile nel territorio, che si tratti di un software destinato a chi si occupa del servizio di raccolta, ovvero il comune e le aziende che gestiscono l'appalto, oppure magari di un'app che aiuti i cittadini. Questo è ancora da vedere, intanto c'è da registrare il successo in termini di partecipazione all'iniziativa, la prima organizzata da un'organizzazione pubblica, appunto con questo generoso premio finale di ben 24.000 euro, cifra aumentata di 5.000 euro a poche ore dall'inizio della competizione, frutto appunto degli sponsor. In attesa dei risultati di questo brainstorming di idee, il sindaco parla di un nuovo paradigma di cooperazione fra istituzioni, università, imprese e società civile. Allora, possiamo continuare a vedere anche le altre prime pagine e anche gli approfondimenti. Allora, andiamo avanti dando un'occhiata ai quotidiani regionali. Allora, vediamo sulla Sicilia, avevamo già visto la relazione della DIA con il focus sugli appetiti delle mafie sul ponte, allarme dalla DIA, le mani dalla mafia già pronte ad avventarsi sui fondi destinati alla realizzazione dell'importante opera, e poi un commento sulla novità, l'acquisizione del quotidiano La Sicilia da parte del gruppo Palella, segnale di sviluppo dell'isola, i nuovi guai giudiziari per Giuseppe Castiglione, ex presidente del Consiglio Comunale di Catania e deputato regionale. Ma al di là degli appetiti sul ponte, vedremo anche la fotografia della mafia, come dicevamo anche città per città. Ecco chi comanda e dove, scontro generazionale fra i boss, lo vedremo tra poco, mentre la fotonotizia in questa pagina è dedicata al caporalato. Fatica nera è il titolo, un quinto dei braccianti nel catanese ha un contratto irregolare, quasi sempre gli sfruttati sono provenienti dal Nord Africa. Secondo i dati di Fly CGL, anche chi è in regola spesso resta povero. Ma veniamo alla mappa della mafia sotto il vulcano. Resilienza e fluidità sono i due tratti distintivi. Ecco cosa scrive Laura Di Stefano: non hanno rivali. Santa Paola Ercolano, nome diciamo ben noto a Catania, restano i mafiosi con più spazio e potere in città e provincia, sia militare che imprenditoriale. La conferma arriva appunto dalla fotografia della DIA. Accanto ai Santa Paola ci sono i Mazzei di via Belfiore, con cellule anche a Mister Bianco, i La Rocca a Caltagirone. Coesistono altre realtà organizzate come i Cappello Bonaccorsi, Cursoti milanesi
i Laudani, i Pillera di Mauro chiamati Puntina, che hanno come zona di riferimento il Borgo, i Piacenti chiamati Ceusai, che operano a Picanello. La presenza di differenti organizzazioni è funzionale, scrive la DIA, sia alla realizzazione di disegni criminali spesso convergenti che a condizionare le dinamiche territoriali. I Santa Paolo e Ercolano, scrive ancora Laura Di Stefano, si muovono su due livelli, il primo costituito dal controllo diretto e indiretto del territorio, il secondo invece ha oggetto l'infiltrazione nei canali dell'economia legale e della pubblica amministrazione. Le caratteristiche, lo dicevamo anche nel titolo, della Cosa Nostra catanese sono resilienza e fluidità strutturale, una visione ben distante dai rigidi schemi di quella palermitana. E a Palermo invece vediamo cosa succede. La fotografia ci rimanda a questo quadro con i boss che comandano dalle carceri, comandano proprio da lì. Morto Messina Denaro, il capoluogo torna il baricentro dei nuovi assetti di Cosa Nostra e nella relazione della DIA anche l'allarme sui troppi boss che dettano ordini dalle celle. La droga, le imprese, gli affari più redditizi, ma manca, dopo appunto l'arresto di Messina Denaro, un leader riconosciuto da tutti. C'è poi anche la fotografia che riguarda la provincia di Messina. Qui c'è una sorta di pluralismo delinquenziale, ovvero tanti territori, tanti gruppi, caratteristiche mutevoli in base ai differenti territori in cui agisce. Ogni gruppo mantiene un'autonoma gestione dei business illeciti, quindi un'organizzazione piuttosto frammentata. Cambiamo argomento, lasciamo la relazione della DIA con le mappe delle differenti mafie. Aborto, maggioranza KO all'Ars sui medici non obiettori, questo lo andiamo a vedere più nel dettaglio su Repubblica Palermo. Aborto all'Ars, passa la legge, il centrodestra si nasconde, via libera alle norme che autorizzano le assunzioni di medici non obiettori negli ospedali. Che cosa significa? Che le aziende sanitarie siciliane saranno obbligate ad assumere medici non obiettori nelle strutture, che quindi potranno garantire l'applicazione della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza nell'isola, che è fanalino di coda per l'accesso all'aborto per le donne che non vogliono portare avanti la gestazione. L'Assemblea regionale ha dato il via libera a questo disegno di legge, con una legge voluta da PD e Movimento 5 Stelle, con la complicità però del voto segreto, cioè di franchi tiratori. Il DDL è stato approvato con 27 voti favorevoli e 21 contrari. Andiamo a vedere invece un'altra notizia, questi un po' ribaltoni nell'ambito teatrale, teatri senza pace, tra pressioni e inchieste quasi in contemporanea saltano ben due direttori. A Catania si dimette Piazza e dietro ci sarebbe l'ombra di un contrasto col Consiglio di amministrazione. Ad Agrigento Bellomo, che è finito sotto indagine, lascia il Pirandello. C'è l'allarme di PD e CGIL, giù le mani dalla cultura. Andiamo ancora avanti perché si preparano le elezioni universitarie a Catania. Oggi pomeriggio ci saranno i primi confronti tra i 4 candidati rettori per appunto l'elezione del nuovo rettore. Quattro candidati che sono Enrico Foti, ordinario di idraulica, Ida Nicotra, ordinaria di diritto costituzionale, Pier Francesco Verù, ordinario di chirurgia vascolare, e Salvatore Baglio, ordinario di misura elettrica al Dipartimento di Ingegneria Elettronica. E poi una sorta di truffa beffa per i frequentatori di questi centri dentistici, degli ambulatori privati che erano gestiti da Viso Dente, che sono scomparsi, che hanno sbarrato le porte senza preavviso, lasciando così privi delle cure tutti coloro che facevano la fila per essere curati. La denuncia di chi è rimasto senza cura, o peggio aveva chiesto prestiti per prestazioni mai erogate. Le storie dei protagonisti che dicono: siamo stati truffati. Le 7 sedi fanno capo ad una holding spagnola che evidentemente è scomparsa. In questa fotonotizia vediamo anche la protesta dei pazienti che hanno scritto vergogna truffa proprio all'ingresso di questo centro che
ha chiuso i battenti. A te Angelo Del Piano. Grazie Lorena, adesso ci fermiamo, c'è da collegarci con la polizia stradale, cosa che facciamo ogni mattina, siamo un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, andiamo ad Enna, per noi come sempre da Enna c'è il commissario Giuseppe Cammarata. Buongiorno commissario. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Consueto appuntamento per quanto riguarda le notizie sulla viabilità stradale nella zona del compartimento Polizia Stradale della Sicilia orientale. La mattinata è abbastanza tranquilla, abbiamo le solite problematiche per quanto riguarda il traffico che stamattina purtroppo come sempre è concentrato sempre nella zona dei Caselli di San Gregorio. Infatti si rilevano delle code in uscita per chi proviene da Messina e deve uscire ai Caselli di San Gregorio in direzione Catania, quindi traffico intenso. Sempre sulla tangenziale di Catania, code e traffico intenso sia in direzione Siracusa che sulla 18 DIR in direzione Catania Centro. Segnaliamo che fino a venerdì 30, nella fascia oraria tra le 9 e le 18, risulta chiusa lo svincolo della Zia Lisa in direzione Messina. Per quanto riguarda l'autostrada 18 Catania-Siracusa-Modica, permane ancora il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate nel tratto tra Avola e Castiglio. Sulla 19 non ci sono particolari condizioni di traffico, però si registra la presenza di molti cantieri stradali, quindi prestare massima attenzione nel percorrere questo tratto di autostrada. Per quanto riguarda le autostrade, null'altro da segnalare, come sempre purtroppo anche sulla strada statale 121, la Catania-Paternò, si segnalano dei rallentamenti tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania Centro. Al momento non abbiamo altre particolari segnalazioni, come sempre ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida, evitare qualsiasi tipo di distrazione. Cellulare in macchina non si usa, le cinture vanno utilizzate sempre anche nei posti posteriori, luci accese, buon viaggio dalla Polizia Stradale. Grazie al commissario Giuseppe Cammarata, stamattina collegato con noi da Enna per la POL Strada, compartimento Sicilia orientale. Vediamo rapidamente anche la situazione del traffico sulla città di Catania con le nostre camere. Qui siamo sulla circonvallazione, possiamo sicuramente dire che il traffico è a rilento. Viale Odorico da Pordenone, questo è il tratto di circonvallazione che vi stiamo mostrando poco prima del Tondo Gioieni. Andiamo a vedere anche qual è la situazione in via Vincenzo Giuffrida, situazione certamente anche qui di grande flusso di automobili sia in entrata che in uscita, quindi in discesa per l'ingresso in città, in salita, quindi praticamente le auto che escono dalla città verso Viale Mediterraneo per confluire anche sulla circonvallazione. Breve sosta, fra poco saremo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Rieccoci di nuovo insieme, Buongiorno Sicilia, e adesso diamo il benvenuto all'assessore Viviana Lombardo. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Stamattina nelle vesti di assessore ai servizi informatici e digitalizzazione del Comune di Catania, accanto all'assessore c'è il sindaco che ritroveremo più avanti alla giornata. Buongiorno sindaco Enrico Trantino, buongiorno. Allora parliamo di questo appuntamento importante per la città di Catania, perché ci sono 3 giorni in cui i giovani, mi rivolgo alla sindaco, mettono a disposizione quella che è la loro creatività che viene associata all'intelligenza artificiale per cercare di dare un futuro più green alla città di Catania. Io vorrei un attimo cominciare da qualche mese addietro, quando ci siamo interrogati su quale fosse la ragione per cui tanti nostri ragazzi andavano fuori e nello stesso tempo come poteva marginare il fenomeno. E ho
compreso che questi giovani non si sentivano coinvolti nei processi decisionali. Ecco perché, costituendo i tavoli dell'innovazione assieme all'assessore Lombardo, alla direzione e a tanti altri collaboratori, in cui abbiamo coinvolto tantissimi mostri nel campo dell'innovazione, che costituisce uno dei nostri elementi di forza della città, abbiamo visto che mancavano appunto i ragazzi. Li abbiamo poi invitati al secondo tavolo e questi ragazzi hanno compreso che c'era un mondo che non conoscevano. Allora a quel punto abbiamo deciso come possiamo ancora di più renderli non partecipi ma protagonisti. Abbiamo individuato quale fosse uno dei tanti elementi di debolezza che appunto è il decoro della città, e all'ingegnere Passanisi, che è il direttore dei sistemi informativi, è venuta questa idea: perché non organizziamo un hackathon, che è una competizione che si organizza spesso in giro per il mondo ma mai in Italia da parte di un'amministrazione comunale, e in questo modo li abbiamo riuniti al Palazzo della Cultura, più di 240, ma ce ne sono molti collegati da remoto, ma su questo sarà certamente più precisa l'assessore Lombardo, ed era bellissima questa immagine che già da sé esprimeva una forte potenza, per come è stato giustamente detto ieri dal professore Inturri, che mostra questa precisa sinergia che costituisce un poco il trade union fra la città e l'amministrazione, così come ci siamo premurati di voler fare fin dall'inizio. Stiamo vedendo delle immagini, adesso andranno anche a tutto schermo. Vado adesso dall'assessore Lombardo, perché vedere tutti questi giovani, vedere tutte queste menti messi davanti a un computer, davanti a un terminale, a cercare di capire che tipo di relazione ci può essere, no? Tra qualcosa che in questo momento è virtuale, no? Perché tu stai lavorando al computer, poi realizzazione pratica è un'altra storia. Questo hackathon, come diceva prima il sindaco, non è altro che una riunione, è così, in cui esperti del settore di primissimo livello, ecco, si mettono a confronto anche con i giovani, e da questo confronto poi nascerà, speriamo, qualcosa di buono. Sì, assolutamente. Innanzitutto, precisamente, i partecipanti sono 254 e vi do un piccolo, insomma, vi racconto un piccolo aneddoto. Circa 24 ore prima della chiusura del termine che avevamo stabilito per dare la possibilità appunto di partecipare, abbiamo dovuto proprio arginare quasi le iscrizioni, perché abbiamo compreso che il Palazzo della Cultura non avrebbe potuto ricevere così tanti ospiti. Abbiamo a quel punto scelto di includere anche coloro che volevano partecipare da remoto, quindi sono collegati sia in presenza che da remoto. Abbiamo partecipanti anche dall'estero, quindi non solo siciliani, non solo italiani, ma anche da Londra, dal Venezuela, sentivo ieri, insomma da tante altre parti del mondo. La cosa bella è che ci sono tantissimi giovani, quindi ancora una volta Catania dimostra di essere una città viva, una città inclusiva, una città per giovani. Sappiamo che siamo stati premiati anche come città italiana dei giovani, quindi questa è l'ennesima prova. In concreto però la cosa bella è che questo contest, questa sfida porterà proprio ad avere ad avere un prodotto, un progetto che entrerà a far parte della pubblica amministrazione, quindi verrà realmente utilizzato dalla nostra direzione ed in particolare dalla direzione ecologia. Sappiamo che il problema dei rifiuti, comunque il problema del verde, della gestione a 360 gradi della materia del rifiuto è un problema di Catania, ma come di tante altre città metropolitane, e quindi abbiamo pensato proprio di focalizzare tutte le nostre attenzioni su questa tematica. Al sindaco chiedo, il Palazzo della Cultura, che è la sede, nell'immaginazione, un palazzo dove c'è la cultura, arriva la tecnologia. Come si sposa? È una sorta di, non dico contrasto, però volere mettere insieme questi due aspetti, perché quando si parla di cultura si immagina, che ne so, la cultura umanistica, no? Oggi la cultura va verso la tecnologia. Assolutamente, ma io un poco per inclinazione sono idealmente legato al modello futurista. Dobbiamo essere bravi noi a coniugare la tradizione con l'innovazione, perché è chiaro che rimarremmo solamente custodi delle reliquie se volgessimo lo sguardo al passato. Quindi la cultura umanistica come cultura di base, per poi avere un forte fermento che ci spinga verso non solo la contemporaneità, ma che sappia anche anticipare il futuro. Quindi diventa un'occasione importante per creare connessioni. A noi interessa creare questi
link con le nostre generazioni, perché non si dica che i giovani sono il futuro della città, ma rimanga solo una sterile formula retorica. Noi vogliamo dare un contenuto, vogliamo renderli partecipi di tutto questo e chiaramente il loro mondo per elezione è quello della tecnologia. Noi a Catania abbiamo questo straordinario ecosistema nel campo dell'innovazione, grazie al polo dei semiconduttori dobbiamo essere bravi quindi a catalizzare l'attenzione dei nostri ragazzi perché comprendano che possono sviluppare il loro futuro anche nella nostra città. Sono 24 team e questi team hanno dei coach, diciamo così, poi dei mentor che stanno accanto a loro. Alla fine ci sarà un progetto o più progetti che verranno premiati? Allora, il budget che abbiamo totalizzato grazie agli sponsor che hanno creduto in questo progetto è di 24.500 euro. Alcuni sponsor si sono anche voluti aggiungere all'ultimo perché hanno capito, allora inizialmente si pensava che fosse un progetto un po' troppo di nicchia, devo dire che tanti hanno immaginato questo, ma poi invece abbiamo visto esplodere questa iniziativa e quindi si sono aggregati tanti sponsor. Questi 24.500 euro serviranno per premiare in realtà 3 progetti. Il primo, il vincitore, avrà un budget un po' più importante, ma anche gli altri 2 che arriveranno secondi e terzi saranno comunque premiati. Come dicevo poc'anzi, questo progetto, cioè il primo, il vincitore, verrà realmente utilizzato dalla pubblica amministrazione, ma tengo anche a precisare che questo contest è un contest accessibile, quindi abbiamo ieri durante la presentazione e durante tutti i panel è presente anche una traduttrice per i non vedenti o ipovedenti, abbiamo anche chiaramente abbattuto tutte le barriere architettoniche perché possa essere accessibile a tutti, abbiamo anche realizzato la diretta, quindi tutti i panel sono, quindi è possibile seguirli anche da remoto, quindi anche per chi non è in presenza potrà praticamente seguire come se fosse fisicamente presente e inoltre per mettere ancora a proprio agio i ragazzi, i giovani che partecipano al contest abbiamo anche creato all'interno del Palazzo della Cultura una piccola caffetteria, un corner dove possono anche prendere un caffè, fare un break e poi rimettersi a lavorare per realizzare questo progetto. Mi pare insomma che ci sono tutte le condizioni perché poi alla fine arrivino dei progetti importanti per la città. Al sindaco chiedo, Catania, lei diceva prima, sottolineava il fatto che è all'avanguardia da questo punto di vista. Abbiamo questa grande fortuna, l'Etna Valley ce l'abbiamo dietro casa, ce l'abbiamo in casa, non dietro casa, ce l'abbiamo in casa. Allora com'è possibile che rispetto, diciamo, continua ad arrancare rispetto a quelle che sono poi le grandi città del nord, perché da Roma in giù si registra questa difficoltà? Qual è il motivo? Siamo così evoluti da un punto di vista tecnologico, ma continuiamo a inseguire, diciamo, nel welfare ancora qualcosa che non riusciamo ad ottenere? Allora, innanzitutto abbiamo parlato delle imprese private che sono tante e sempre di più desiderano insediarsi nella nostra città. Abbiamo trascurato finora in questa analisi il ruolo decisivo dell'università che ci è accanto in quest'hackathon con un protagonismo importante, visto che i mentor appartengono prevalentemente al nostro Ateneo. Io non credo che noi arranchiamo. Noi certamente patiamo alcune posizioni poco edificanti in alcune classifiche che sono frutto anche di una serie di comportamenti a nostro avviso da superare. Se pensiamo al numero di macchine per abitante, se pensiamo all'idea di mobilità che fino adesso è andata avanti all'insegna, vabbè, ma tanto per un minuto posso parcheggiare dove vogliamo, tutto questo ha inciso negativamente su alcuni indicatori che ci hanno penalizzato, ma non è vero che noi stiamo arrancando, perché Standard & Poor's mi diceva l'altra volta che hanno loro verificato proprio attraverso questi indicatori che Catania è una delle città meglio proiettate nel futuro per potenzialità di crescita, quindi significa che ci sono tutte le premesse. L'amministrazione deve essere brava a non distrarsi e a pensare solo a fare politica, deve anche invece essere avveduta e dare delle precise scelte che incoraggino il cambiamento. Nel passato forse siamo stati un po' tutti un poco propensi a scommetterci sulla possibilità che questa città potesse veramente trasformarsi. Adesso invece noi abbiamo voluto lanciare la sfida, questo sta creando un solco, perché è inutile negare che c'è ancora una buona parte di cittadini che vorrebbero non cambiare, ma nello stesso tempo sono tanti quelli che quotidianamente ci ringraziano, perché è solo questo il modello di sviluppo di una città che potrà essere veramente all'avanguardia nel futuro. Quindi su tanti elementi che fino adesso ci hanno
hanno visto penalizzati, io credo che il cambiamento già ci sia. Vedremo nelle prossime classifiche se effettivamente in tema di non solo sostenibilità, di mobilità sostenibile, ma anche di ambiente, anche di quegli altri fattori, quegli altri punti che alla fine costituiscono il ruolo che viene attribuito nelle graduatorie alle città, vediamo se siamo in crescita come io credo. Il cambiamento non lo si può ottenere in un anno, è una cosa più lunga. L'abbiamo però sicuramente seminato, credo che abbiamo seminato bene per come stiamo cominciando a vedere crescere le piccole infiorescenze che mi auguro presto diventeranno fiori, poi talvolta alberi e arbusti. Adesso chiudo con l'assessore Lombardo, perché la giuria quando si esprimerà, perché la giuria è composta da espertissimi, diciamo così, quando arriverà questo? Domani pomeriggio, il contest si conclude domani pomeriggio con una premiazione intorno alle ore 18:30 nella Corte Mariella Lo Giudice, appunto, del Palazzo della Cultura, e come dicevo saranno premiati i primi 3 progetti. Tutto questo è stato possibile grazie chiaramente agli sponsor, ma anche grazie ai nostri partner che hanno creduto in noi. Ricordiamo per esempio che della giuria fa parte, oltre ad alcuni docenti universitari, ma anche l'Ordine dei Commercialisti, che per esempio è un altro ordine che ha deciso di sposare questa iniziativa. Insomma, le idee ci sono, i ragazzi sembrano molto attivi. Ieri siamo arrivati con il sindaco alle 10:05 e avevano già cominciato il primo brainstorming, stavano lavorando, erano tutti concentrati. Sembra davvero che ci siamo. Anzi, lancio un'idea al sindaco, visto che ha appena parlato di mobilità sostenibile, di viabilità, il prossimo anno potremmo organizzarlo su questo tema. Assolutamente sì, io l'idea l'avrei anche, vediamo se è possibile, sempre grazie all'intelligenza artificiale, a quel che ci consente di costruire, se possiamo creare un'applicazione che consenta di individuare quante persone vi siano all'interno di una tua vettura, perché uno dei problemi della nostra città è che tantissimi vengono dai comuni limitrofi, ma una persona per macchina. Questo ovviamente è un carico di veicoli all'interno della città che non è più sostenibile. Quindi allo stesso modo ci sono altre idee che ci sono venute in mente sempre in tema di mobilità, come quella di verificare se qualcuno parla al cellulare, utilizza il cellulare durante il tragitto, perché molte volte questa è la causa di incidenti mortali. E quindi le idee ci sono, le competenze pure, le persone ancora di più, i collaboratori sono straordinari. Allora, in bocca al lupo, grazie per essere state con noi stamattina, all'assessore Viviana Lombardo, che è l'assessore ai servizi informatici ma anche alla digitalizzazione del Comune di Catania, grazie al sindaco Trantino, che ritroveremo alle 14:30 su Telecolor per l'appuntamento con il sindaco. Ci sarà il direttore Michele Cucuzza insieme a lui. Grazie ancora, in bocca al lupo, e adesso ci fermiamo, vediamo le previsioni meteo e dopo riprenderemo la lettura dei quotidiani con le pagine nazionali. A più tardi. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì stabile e soleggiato sul nostro territorio, eccetto qualche fenomeno sulle Alpi a fine giornata e a tratti anche a nord-est. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa in Sicilia. Sono attese condizioni di bel tempo per la giornata di mercoledì, cieli sereni o poco velati e venti a tratti sostenuti con mari fino a mossi. Contesto climatico a tratti estivo con anche punte di 28-29 gradi. In dettaglio per quanto riguarda poi la giornata di giovedì, il contesto resterà per lo più invariato in Sicilia. Avremo infatti ancora una volta condizioni di bel tempo col sole che sarà l'assoluto protagonista. Venti a tratti sostenuti sulle coste meridionali con mari qui fino a mossi, calmi o poco mossi invece altrove. Diamo uno sguardo alle temperature che raggiungeranno anche punte di 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è il sito e l'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Torniamo insieme, adesso andiamo da Lorena Dolci con i quotidiani, quelli nazionali.
Ed ecco qui a dare un'occhiata, partiamo da Repubblica, un po' tutte le prime pagine dei giornali sono dedicate in parte alla disperazione di Gaza, in parte allo scontro, nuovo scontro Trump-Putin. Guardiamo la prima pagina del quotidiano La Repubblica, la disperazione di Gaza, a Rafah migliaia in cerca di cibo assaltano il centro degli aiuti, spari per disperdere la folla. Tra ONU e Israele, scambio di accuse, PD 5 Stelle, manifestazione il 7 giugno a Roma. Invece il Corriere della Sera dedica il titolo di apertura allo scontro aperto fra Trump e Putin. Il presidente americano fa sapere a Putin sta scherzando con il fuoco e valuta nuove sanzioni. Mosca evoca la terza guerra mondiale. Insomma, sembrava che dovessero scendere i toni, invece la tensione torna a risalire. E a Gaza, come dicevamo, folla affamata dall'assalto agli aiuti. Ma andiamo a vedere adesso l'interno dei pezzi, l'inferno degli aiuti, migliaia di famiglie affamate assaltano i nuovi contractor. Guardate in questa foto la folla appunto all'assalto. Aprono i primi 2 controversi centri dove paramilitari americani e IDF, cioè l'esercito israeliano, distribuiscono i pacchi alimentari. Spari per disperdere la bolgia umana che è rimasta senza viveri da 11 settimane. Il giornalista si chiede cosa poteva succedere se non questo, 11 settimane di blocco degli aiuti umanitari, 2 milioni di palestinesi che hanno fame, forni chiusi, pance vuote, come poteva andare diversamente il giorno 1 del nuovo sistema. E quindi assolutamente prevedibile. L'ONU dice serve più cibo o la gente disperata lo cercherà con le armi. E guardiamo ancora qui la folla che porta a casa in tutti i modi i viveri distribuiti da questo centro di distribuzione. Qui c'è un pacco, altri viveri raccolti alla belle meglio, addirittura questi caricati sulle spalle. C'è anche la pressione del Vaticano per una tregua, basta bombe, aiuti a Gaza. Il cardinale Parolin dice in Palestina c'è una situazione inaccettabile e Zuppi insiste sì alla soluzione 2 popoli, 2 stati. E vedremo se questa pressione potrà avere effetto. Repubblica fa invece una sorta di mappa di questi 600 giorni di guerra dalla strage del 7 ottobre, la presa degli ostaggi da parte di Hamas alla brutale reazione nella striscia. Vediamo soltanto alcuni dati. In questo grafico l'incremento delle vittime dal 2023 al 21 maggio 2025. Guardate il grafico, siamo oggi a oltre 53.000 vittime. E poi ancora un altro dato, il 90% della popolazione ha dovuto abbandonare la propria abitazione, rifugiati, il 92% delle case distrutte o danneggiate, tutta la popolazione che soffre la fame, il 90% è senza acqua, il 92% di bambini e donne incinte non soddisfa i propri bisogni nutrizionali per la scarsa varietà alimentare. Sono numeri, ma danno il quadro di quello che sta succedendo. È il 7 giugno, manifestazione a Roma, sempre in tema, stop al massacro dei palestinesi. Nei giorni scorsi c'erano state altre manifestazioni. Restiamo ancora sulla scena internazionale perché c'è l'altro centro di tensione, ovviamente la guerra in Ucraina. Trump da blandire Putin passa adesso alle minacce, avvertimento social a Mosca, Putin sta giocando col fuoco. La replica di Medvedev dice qui si rischia la terza guerra mondiale, spero lo capisca. Ciò che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse stato per me alla Russia sarebbero già successe molte cose brutte, e intendo molto brutte a lettere maiuscole. Sta giocando col fuoco. È un Donald Trump che prova, almeno a parole con i punti esclamativi, a forzare la mano a Vladimir Putin per costringerlo ad un cessate il fuoco. Il Cremlino però ha rispedito al mittente il messaggio.
E poi restiamo sempre su Trump, perché da una parte le minacce a Putin, dall'altra la stretta interna, stretta sui visti, stop agli studenti stranieri, ordine ad ambasciate e consolati di fermare i colloqui con chi vuole iscriversi agli atenei USA. Le verifiche potrebbero anche includere monitoraggi sulle attività in rete di chi richiede il pass, cioè sui profili social. Immaginate tutti questi studenti che volevano frequentare le prestigiose università americane che adesso si vedono bloccate. Una decisione shock, università nel mirino, la scelta rischia di mettere fine al sogno americano di tanti giovani e poi mette fine anche al sogno di chi invece già ci viveva, come questa prof italiana in fuga da New York, si chiama Carlotta Pavese, una filosofa che si trasferirà a Oxford. Le facoltà statunitensi sono le migliori al mondo, ma adesso non c'è più libertà, o ti adegui alla linea del governo o ti tagliano i fondi. Così il presidente, dice questa professoressa che ha deciso di tornare in Europa, sta distruggendo gli Stati Uniti. Un'apertura diversa della Stampa è quella che riguarda la bufera sul sottosegretario che aveva detto: dopo le nostre riforme le toghe rosse saranno devastate, giustizia, Del Mastro se ne vada. Andiamo ancora a dare un'occhiata agli esteri, perché non ci sono soltanto la guerra in Ucraina e quello che sta succedendo in Palestina. Stupri di guerra, il titolo che dà La Stampa a questo reportage. Con Amina nel Chad, tra le donne sfollate dal Sudan e violentate dai soldati, abusate in branco, ti ammazzavano se urlavi. In Darfur aggredite 8 ragazze su 10. Sono spesso tragedie su cui invece i riflettori sono da tempo spenti. In Italia c'è stata l'ultima tornata elettorale di amministrative, il centrosinistra guida tutte le grandi città, alleanze Conte frena, la segretaria del PD Schlein, la nostra gente ci chiede unità. Vediamo quali sono i grandi capoluoghi a guida centrosinistra. Abbiamo Torino con Lo Russo, Milano con Sala, Bologna con Lepore, Roma c'è Gualtieri, a Napoli Manfredi, a Genova la nuova Salis e poi Cagliari, Firenze, Catanzaro, Bari. Questo è il parterre del centrosinistra. La legge sui telefonini e tablet ostacola la lotta alla mafia. Il procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Melillo demolisce la norma che limita i sequestri di smartphone, PC e altri dispositivi, e questo è un allarme importante. Poi c'è la cronaca: rapina alla stazione di servizio, benzinaio ucciso, caccia al killer, il delitto registrato dalle telecamere. La vittima, gestore del distributore, ha cercato di reagire e il ladro lo ha accoltellato al petto. E poi il delitto di Garlasco, ormai quasi una telenovela in cui si cerca di scandagliare ogni minima traccia indizio a distanza di 18 anni, festini, abusi e file cancellati, tutti i misteri del PC di Chiara Poggi, un PC che fu altamente manomesso dagli stessi investigatori. I tecnici hanno ritrovato ricerche sullo scandalo sessuale nel santuario della Bozzola a Garlasco, dove nessuno ha voglia di parlare. Tanti indizi, tante nuove piste, ma ancora nessuna chiarezza. Torniamo all'allarme di cui abbiamo parlato anche leggendo i quotidiani regionali. Qui lo troviamo appunto sulla Stampa: allarme antimafia sulle grandi opere, vigileremo sul ponte sullo Stretto. Il direttore Carbone dice pronti a svolgere attività di prevenzione. E poi qua c'è ancora la cronaca. Vi volevo leggere invece questa notizia che riguarda gli affitti brevi. Cambiano le regole. C'era stata la stretta che vietava il check-in da remoto, quindi bisognava accogliere di persona i turisti, i visitatori, per prendere le generalità e comunicarle alla questura. Adesso si torna indietro, il check-in va bene da remoto. Il TAR del Lazio annulla la stretta del Viminale, stop all'obbligo in presenza, quindi tornano queste cassettine che vedete qua, che sono appunto quelle che consentono il check-in da remoto. E veniamo all'ultima notizia, un po' così curiosa: turisti
Sempre in tema, gladiatori per una notte, la sfida segreta al Colosseo, la rievocazione offerta ad una decina di ospiti di case gestite da Airbnb che, pensate, hanno potuto accedere all'anfiteatro. Tutto per loro è stato, raccontano, un'esperienza davvero unica e non abbiamo dubbi a immaginarlo. A te. Grazie Lorena, ci ritroviamo più avanti con te, adesso ci fermiamo per pochissimo e poi torneremo di nuovo insieme ancora con altri ospiti. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, ringrazio e do il benvenuto questa mattina al professore Vincenzo Lorefice, buongiorno, che è il presidente dell'UNICEF a Catania, la sezione di Catania, Sicilia. E quindi a Catania c'è un presidente provinciale, dobbiamo riprendere chi ci ha scritto questa informazione. Vabbè, comunque UNICEF Sicilia, dobbiamo dire che la vostra attività è fondamentale e importante non solo nella nostra regione ma in tutto il mondo. Dico in tutto il mondo perché non a caso vado subito a fare vedere questo giochino, perché questo è un giochino, è un rompicapo che lei ci ha portato. Viene utilizzato dove? In Guinea. In Guinea, soprattutto in Guinea. E in che cosa, cioè, cosa bisogna fare con questo rompicapo? È un rompicapo. Logicamente i materiali utilizzati in Guinea sono diversi, ma la sostanza è identica. Bisogna far passare quell'anello abbastanza grande da quell'ansa del cordoncino all'altra senza ovviamente manomettere il filo, senza tagliarlo. Da questa parte a quell'altra, considerato che i buchi che ci sono nella tavoletta sono molto piccoli. Bisogna industriarsi. Sì. Vabbè, ci proveremo nel corso della giornata, se abbiamo tempo lo faremo. Comunque questo è lo spunto per parlare del tema di oggi. Il tema di oggi è il diritto, è la giornata mondiale del diritto al gioco. Molti bambini purtroppo sconoscono questo diritto in questi giorni, non solo, ormai da mesi, da anni in alcune aree, ma da tempo, insomma in tante aree della nostra terra ci sono tantissimi conflitti e i bambini sono quelli che vengono maggiormente ad avere diciamo poi delle ripercussioni nella loro vita. A Catania che cosa state facendo per celebrare, per ricordare questo momento importante che è quello di consentire ai bambini di poter veramente avere un momento di spensieratezza? Allora, non solo a Catania, in tutta la Sicilia e nel resto del nostro paese, perché questa iniziativa del Comitato Regionale Sicilia, che è una 2 giorni, si inquadra all'interno dell'iniziativa nazionale che è la campagna nazionale sul diritto al gioco. La Sicilia ha voluto, come dire, fare qualcosa in più rispetto alle altre regioni, motivando i comitati provinciali che hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa. Io ringrazio i presidenti provinciali che hanno accolto questa mia proposta e si sono tutti quanti mossi per realizzare una 2 giorni fantastica. La prima è stata quella di ieri, il 27 maggio, che non è una data scelta a caso, perché il 27 maggio ricorre l'anniversario della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi in pieno, diciamo, in pienissima, diciamo, in tema, proprio in tema. Anche una bella coincidenza perché sono 2 giorni consecutivi. Il 27 maggio 1991 l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU facendola diventare legge dello Stato. Il 28 maggio invece è la giornata mondiale sul diritto. Ieri ci sono state conferenze. Partiamo da ieri, che cosa è successo ieri? Ci racconta che cosa avete fatto, perché ho visto che ci sono stati degli appuntamenti al Comune di Catania, non solo, collaborazione anche con l'Università di Catania e di Enna. Quindi... Infatti ieri siamo stati ospiti della Presidenza del Consiglio Comunale di Catania. Sebastiano Anastasi ci ha accolto con immenso piacere, ci ha messo a disposizione la sala. E si sono avvicendati sia in presenza che da remoto relatori di alto profilo, pedagogisti, sociologi, antropologi, che hanno dimostrato con il loro intervento quanto sia importante e fondamentale per i bambini, per la loro crescita, per la loro formazione, per il loro essere bambini prima ma poi adulti dopo,
col diritto al gioco. Il diritto al gioco è sancito dalla Convenzione ONU all'articolo 31. Quindi la giornata di ieri era, come dire, propedeutica, e fa sapere a tutti qual è l'importanza del gioco, che non è una gentile concessione dell'adulto verso il bambino, ma per il bambino è un diritto fondamentale. E allora questi bambini, come avete intenzione di farli giocare? Ecco. E come farete? Perché ho visto nel programma che ci sono delle piazze che si trasformeranno in una stanza all'aperto, sotto il cielo, per fare giocare i bambini. Abbiamo scelto anche un titolo interessante, vuol dire per certi aspetti anche provocatorio nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ma più un invito. 100 luoghi per giocare, perché non si gioca più sulla strada, anche per ragioni di pericolo, ma bisognerebbe anche dedicare degli spazi ai bambini, protetti, eccetera, perché i bambini possano riappropriarsi di spazi della loro città, appunto attraverso intanto una giornata a loro dedicata. I giochi del passato rappresentavano e possono ancora rappresentare un'agenzia formativa ed educativa nei confronti dei bambini. I bambini di oggi, diciamocelo chiaramente, non sanno giocare. Con quei tablet, per carità, sono bambini di questa nostra epoca. Si è persa la manualità di altre cose. Esatto. C'è molta manualità sui tablet, c'è molta manualità sui telefonini. Ma poi lì manca la fantasia del bambino, il quale segue. Questo gioco, diciamo, testimonia. È una dimostrazione, è quasi diventato un simbolo di questa nostra 2 giorni. Quindi invece nella giornata di oggi, non solo a Catania, non solo in Sicilia e nel resto d'Italia, ma in tante parti del mondo, sono 40 i paesi che del mondo hanno aderito a questa giornata istituita dall'ONU, e dedicano questa giornata a questo diritto fondamentale dei bambini. Noi come l'abbiamo articolato? Abbiamo pensato innanzitutto di recuperare i giochi nostri del passato, non solo siciliani e italiani, ma anche appunto, come può dimostrare quel gioco, quel rompicapo africano, del resto del mondo. E per ogni gioco che abbiamo proposto alle piazze, diciamo, ai nostri referenti locali, Eris Formazione che ci sta dando una grande mano d'aiuto, ai presidenti provinciali, abbiamo fatto una selezione di giochi che garantissero il risk assessment per evitare che i bambini si possano far male. Quindi abbiamo tolto, per esempio, tra i giochi del passato, caricabotti, no? Il salto sulle spalle è un rischio. Quello già, sicuramente. Ecco. E abbiamo messo invece dei giochi facili da realizzare, che so, Usciangadeddo, Autopettro e altri giochi nostri del passato. E la campana, che in altri paesi, appunto da noi lo Usciangadeddo, è un po' uno dei giochi fondamentali. Per ogni gioco, compreso il rompicapo, abbiamo realizzato una scheda esplicativa con la storia del gioco, se ci sono dietro delle leggende, in modo da rendere ancora più interessante e accattivante l'utilizzo di questi giochi. Mi tolga una curiosità, ma questi bambini che vanno a giocare sulle piazze, che vanno a giocare nei luoghi dove sono stati allestiti, diciamo, sono state allestite queste location, potranno essere accompagnate dai nonni? Assolutamente, dai genitori, è fondamentale, certo, è fondamentale che ci siano i nonni, perché i papà, più i nonni che i papà, possono dare spiegazione di come si possono giocare questi giochi. E noi, il nostro grande desiderio è quello che i bambini, oltre a giocare con i giochi del loro presente, possano di tanto in tanto provare a giocare questi giochi che, ripeto, sono giochi assolutamente semplici da realizzare, assolutamente semplici da giocare. Quella di oggi allora non è soltanto, e ribadiamo, importante e fondamentale ricordare che il diritto al gioco è sancito da norme assolutamente sovranazionali, mondiali, planetarie, direi così, ma è anche una giornata per stare diciamo, a capire come funzionavano determinati giochi del passato, ma anche un modo per socializzare. Sì, soprattutto la socializzazione ormai si è persa. Perché davanti al tablet rimango io e il tablet, non c'è altro. Invece in questo modo c'è la possibilità, e quindi c'è il rispetto delle regole, il rispetto dell'altro, la possibilità di interloquire, quindi la socializzazione più in generale. Allora, tutto questo, diciamo, qualche luogo dove si svolgerà sulla città di Catania?
Catania o in altre città, se lei lo ricorda? Sì, così allora magari Catania, l'appuntamento lo possiamo dare. diciamolo per Catania, abbiamo scelto due luoghi simbolo un po' della città, che sono Piazza Palestro, o Futtino per capirci, e Piazza dell'Elefante a Librino, quindi due realtà che sono periferie diverse tra loro della città di Catania. Quindi insomma, e l'appuntamento a che ora è? La mattinata, dalle 9:30 fino alle 12:30. Quindi stamattina, per chi magari non va a scuola, quindi bambini un pochettino più piccolini, diciamo così, hanno la possibilità di poter socializzare, giocare, incontrare e scoprire anche dei giochi nuovi. E poi c'è il Mago Dimis, quindi che ci sarà uno a Piazza spettacolo. Palestro, che ieri ci ha divertiti tantissimo durante le conferenze, ha fatto due stacchi, e oggi tutta la mattinata sarà a Piazza Palestro. Quindi giochi di prestigio e non solo, la magia. Grazie allora, grazie per questa bella iniziativa dell'Unicef. Con noi stamattina il professore Vincenzo Lorefice, presidente Unicef della Regione Sicilia. Grazie, in bocca al lupo. Adesso guardiamo insieme le pillole dell'almanacco e poi subito dopo scruteremo le stelle con il nostro Marco Amato che ci dice come andrà oggi la giornata per tutti noi. A fra pochissimo. Il 28 maggio si celebra la Giornata Mondiale del Gioco, istituita nel 1997 dall'International Toy Library Association e fissata dall'ONU per affermare il diritto al gioco delle bambine e dei bambini. Oggi è celebrata in oltre 40 paesi in tutto il mondo. Oggi parliamo di satelliti. La maggior parte dei satelliti ha compiti specifici riferiti alla Terra. Per svolgere tali funzioni è essenziale seguire il giusto tipo di orbita. Alcuni servono per i servizi telefonici, altri per il clima, fornendoci un quadro completo delle condizioni climatiche del pianeta. Altri ancora per permetterci di seguire le trasmissioni radiotelevisive. Se tutto ciò è alla nostra portata, dobbiamo sicuramente ringraziare la fisica. Eccoci, allora è il momento dell'oroscopo come già detto, vediamo e sentiamo Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Ben trovato, tazzina con temi floreali, c'è anche un cuore all'interno. Beh sì, c'è un cuoricino e anche una selva con un leopardo. Quindi non manca nulla stamattina, è completa questa tazzina. Dove andiamo oggi? Completa proprio. Dunque, oggi ci occupiamo di musica e ci occupiamo di due personaggi che partirono dai cuoricini per dedicarsi alla gelosia. Allora, vi parlo dei Comacose. Ed è un duo musicale che ha sorpreso tutti a Sanremo proprio con questo loro successo, Cuoricini, che è diventato assolutamente una hit importantissima nel panorama della musica. Ma rilanciano e propongono per l'estate il loro nuovo pezzo che si chiama La gelosia. Beh, cosa aspettarsi da questo pezzo? È sicuramente orecchiabile, nuovo, grazie al loro stile assolutamente creativo e molto ritmico, ci stupiranno ancora una volta. Ebbene, qual è la magia di questo duo? Il perché hanno così tanto successo secondo le stelle? È un'unione tra Scorpione e Sagittario, per cui la creatività un po' desueta dello Scorpione e in più la simpatia, la leggerezza e l'ottimismo sagittariano. Questi due segni zodiacali, tra l'altro, hanno il compito in autunno di fare diventare un autunno un inverno, ovvero è la parte dell'anno in cui le foglie muoiono come qualcosa ma rinascono come concime peraltro. La fase di trasformazione più importante, la storia della coppia peraltro, è molto una metafora di come entrambi incarnano benissimo i segni zodiacali di Scorpione e Sagittario. Si muore un po' per poter vivere, insomma, cantava il maestro Battiato, e facendo omaggio pure al grande maestro catanese, prevedo per i Comacose un enorme successo. Ma oggi vi racconto di quello che accade anche nel cielo, quindi con una luna in Gemelli che toccherà Giove, quindi una luna ambiziosa, una luna assolutamente molto volitiva,
Ma cosa vuole dai segni zodiacali? Dall'Ariete vuole tirare fuori da parte degli Ariete la comunicazione, una comunicazione ambiziosa, delle dichiarazioni proprio anche a livello carrieristico che potrebbero essere proprio l'inizio e la presa di coscienza di una loro ascesa lavorativa che si prevede. Mentre per i Toro questa gestione della per decidere oggi di dedicarsi all'immobiliare, al patrimonio, di comprare, di vendere, tutto però in accordo di coppia. Gemelli, vi rende protagonista oggi la Luna congiunta a Giove alla fine dei vostri gradi e proprio per questo la vostra voglia comunicativa è alle stelle. Si sa che siete il segno della comunicazione, della gioventù, della simpatia, quindi oggi è una giornata quanto mai più ludica del solito. Si sa che Giove espande tutto quello che tocca. Cancro, la Luna è un po' pensierosa, è proprio dietro di voi e quindi vuole farvi un po' riabbracciare, rivedere tutto quello che è il percorso familiare, affettivo. È il segno del passato il vostro, per cui oggi sarete un po' più nostalgici, romantici, ma assolutamente generosi nella maniera di amare. Leone, per voi questa luna è una luna di simpatia, una luna fatta di squadra, una luna fatta di proposte molto remunerative che dovete valutare con attenzione. Per invece una luna di quadratura che con Giove fa piangere un po' miseria alla Vergine, che ha bisogno un po' di rifarsi economicamente, ma stanno arrivando i tempi giusti, per cui questo segno zodiacale si può di nuovo rinfrancare e ristorare di tutta una serie di perdite che ha avuto nei mesi precedenti. Bilancia, per voi questa luna è una luna di trigono, è ambiziosa e finalmente vi fa toccare con mano quali sono le vostre volontà, quali affari volete chiudere, dove volete arrivare da un punto di vista carrieristico. I Bilancia, che in genere sono molto equilibrati e posati, spesso non amano dichiarare quali sono le loro velleità, ma questa luna ve lo farà fare. Scorpione, è una luna che non vi parla con Giove, la buona notizia è semplicemente il fatto che è uscita dall'opposizione, che non vi lede più, quindi l'umore risale. È una luna che però aumenterà le vostre speranze e soprattutto che agisce in ambito patrimoniale e ereditario. Sagittario, è una luna d'opposizione per voi, peraltro doppio smacco perché è congiunta al vostro pianeta in opposizione. Avere il proprio pianeta in opposizione contro non è mai bello e per i Sagittario, che stanno riprendendo molto smalto, adesso si tratta semplicemente di riprendere un po' l'ottimismo e il sorriso, manca poco. Capricorno, una luna che anche a voi parla poco, ma è una luna che vuole porre l'accento e l'attenzione su tutto quella che è la dialettica affettiva. Forse vi manca un po' di relax, di tempo e di spazi da dedicare alle vostre passioni personali. Non si vive di solo lavoro. Acquario, per voi una stupenda luna di trigono nei Gemelli, per cui aumenterà a dismisura la vostra fantasia, la vostra voglia d'amare, la vostra voglia di espandervi, di fare cose. Un Acquario che finalmente è uscito dalla pigrizia e dalla noia e poi finalmente si riattiva. Pesci, luna di quadratura per voi con uno dei vostri due pianeti, Giove. Giove vi ricorda che è giusto e che è lecito anche chiedere il giusto per il proprio lavoro o a vedere riconosciuto il proprio valore. I pesci siete lo segno dello spirito di sacrificio, ma non sempre dovete necessariamente sopportare. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata e buongiorno Sicilia! Grazie Marco, ci ritroviamo domani. Adesso invece vado da Lorena per chiudere con una curiosità dei giornali. Sì, una curiosità e una bellissima notizia che riguarda Andrea, ma chissà, può dare speranza anche a tanti come lui. Andrea, paraplegico in seguito ad una caduta, è stato uno dei pazienti che si è sottoposto ad un protocollo sperimentale all'IRCCS San Raffaele di Milano e è riuscito a camminare grazie all'inserimento di un neurostimolatore midollare per ben 1 chilometro. Saranno 10 i pazienti che potranno sottoporsi a questo protocollo. Vediamo che esulta tenuto in piedi con questi tutori, accompagnato dal suo fisioterapista. Ha camminato la prima volta fino a 1 chilometro, poi fino a 2 chilometri. Il suo sogno, racconta adesso, è partecipare alle Paralimpiadi. Grazie, bella notizia questa. Ci fermiamo qui almeno per oggi con Buongiorno Sicilia. Grazie a tutti per averci seguito, torniamo domani come sempre.